Buondì, buonasera, buonanotte a tutti. Voglio raccontarvi una piccola storietta del tempo che mia nonna era viva. Già passà di più di 30 anni fa. Sta il tempo che mia nonna era viva e a salada andare in città con a carretella, con a cavala e andare a messa ogni mattina. E allora era ben cattolica, né? L'altro ieri in casa sua, mia madre, mio fratello, e se viesse una femmina a cattare mia nonna. E allora quando gli na oretta, indase a cattarsi e contarsi. E allora sta femmina ha scambiato religione e accettava pienare le scarpe di mia nonna dicendo che la sua religione era meglio, che lui rindasse tutto in paradiso e che i cattolici non le dê a Bibbia. E mia nonna non era mia di impiantarla, e mia nonna lì so che assentia e assentia fumando un cigarro descartosi di sorgo, di quei ben grossi, e ela sentia e assava là, no? E parlava di altre robe, ma quando mai podea, tornava in drio e da un'ora ha gaito a mia nonna. Guarda, che altri cattolici non vengono in paradiso, perché non le dia Bibbia, solo messa un'oretta e dopo basta. E n'altri no, n'altri le diamo a Bibbia e ancora andiamo a piazza per parlare di Dio. E allora ti te si persa e mi si va in paradiso. Allora a mia nonna ha guardato ben seria e ha detto, bom, con te verento ti basta, non corre più nessuna. E a femmina allora ha gatta sesto. E così sta, una piccola storietta. Grazie a tutti e fino al prossimo video.